Sì, abito blu di Prussia per la nostra Alexa Draganic, Miss Bella di Marca 2012, e questa sera va in scena il terzo appuntamento stagionale di Miss Bella di Marca 2013. Andiamo un po' a raccontare questo concorso che ha preso vita nel 1999, 15 anni di esperienza, un concorso che è sempre più cresciuto nel tempo, molte le ragazze che hanno sfilato e che anche quest'anno sfileranno già 50 in passerella per quanto riguarda la stagione 2013, mentre l'anno scorso ben 250 ragazze. Molte le piazze che sono state toccate grazie a questo evento che parla sì di bellezza, ma un evento che grazie a promo eventi e a Dorvè Pubblicità affronta anche tematiche come il canto piuttosto che la moda, e questa sera avremo espressione di tutto ciò. Ci sono le ragazze che conosceremo nel corso di questa serata. Queste ragazze faranno 3 uscite per quanto riguarda il concorso. La prima uscita sarà in abito casual, la seconda in abito elegante e poi si chiude con l'uscita quella più simpatica in costume da bagno 2 pezzi. Ma poi le rivedremo ancora queste 16 ragazze perché usciranno con molti abiti e oggetti proposti dai negozianti locali, ed è appunto per questo che facciamo un primo ringraziamento a tutti i negozianti del territorio che hanno sposato il progetto Miss Bella di Marca. Ovviamente il ringraziamento va anche all'amministrazione comunale e soprattutto il fatto di poter portare il nostro evento all'interno di Feltre Eventi. Io direi che potremo andare intanto a conoscere queste 16 ragazze. E queste le 16 concorrenti di questa serata qui a Feltre. Ora le andremo a conoscere, una alla volta si presenteranno per la prima uscita in abito casual, e io vado a chiamare la numero 1. Bring the action. Ciao. Presentati. Sono Jenny Rento, abito a Feltre e faccio l'estetista, ho 18 anni. E per te, la prima passerella di Miss Bella di Marca 2013, tappa di Feltre. They're watching us, they're watching us, they're watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say no, we are, we are, we are. E mentre sfila via la numero 1, procediamo con il conoscere la numero 2. And shout and let it all out. And scream. Ciao e buonasera. Buonasera, mi chiamo Alessia, ho 16 anni e vengo da Montebelluna. Per te, la passerella di Miss Bella di Marca. Rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the party, we let it go. Fast, we going slow. Slow, slow. Hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it. Prima passerella per le 2 ragazze che sono in concorso, hanno rotto il ghiaccio. Ci vorrebbe un vostro applauso per fare sentire la vostra carica dietro le quinte. Io vi ricordo che molte di queste ragazze tra l'altro sono minorenni, alcune si presentano per la prima volta a una platea e da qui sopra siete veramente tanti. Io direi di continuare con la presentazione della modella numero 3. Ciao. Ciao a tutti, sono Federica Cason, ho 22 anni e vengo da Mel.
Per te, la passerella di Miss Bella di Marca 2013. I only miss you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. You are the color that I'm bleeding. I only miss you when I'm breathing. This ain't no ordinary feeling. You are the only thing that I believe. E mentre sotto gli occhi ci sfila via anche la numero 3, procediamo con la concorrente numero 4. Ciao. Buonasera a tutti, sono Deola Marilisa, ho 21 anni e vengo da Lentiai. A te, la passerella di Miss Bella di Marca. Per la numero 4 procediamo con la numero 5. Ciao e buonasera a te. Buonasera, mi chiamo Chiara Lisotto, ho 21 anni, abito a Santa Giustina. Per te, la passerella. On these four walls and on the ceiling, give you a kiss but I am dreaming. These crazy thoughts are so deceiving. You are the drug I am needing. Paradise that I'm still seeking. I'm still alive, hope there's a reason. Can't move my lips, but my heart is screaming. I only miss you when I'm breathing. Ed anche la numero 5 torna dietro le quinte, cedendo il passo alla numero 6. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Gabriella Iacomi, ho 16 anni e vengo da Farra di Soligo. Per te, la passerella di Miss Bella di Marca 2013. Turn up the music cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. You're sexy and you know it, put your hands up in there. Put your hands up in there, girl, put your hands up in there. You're sexy and you know it, put your hands up in there. Put your hands up in there, girl, put your hands up. Turn up the music, just turn it up loud. E dopo Gabriela è la volta del numero 7. Turn up the music, just turn it up loud. Ciao. Buonasera a tutti, io sono Erika, ho 19 anni e vengo da Crocetta del Montello. A te, la passerella di Miss Bella di Marca 2013. E anche per la numero 7 si conclude la prima passerella, andiamo avanti a conoscere la concorrente numero 8. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Valentina, ho 18 anni e vengo da Orsago. A te la passerella di Miss Bella di Marca. This is what we're waiting for. E si congeda così anche la numero 8, lasciando il testimone alla numero 9. Ciao. Ciao a tutti, sono Diletta, ho 17 anni e vengo da Pedavena. Anche per te Diletta, la passerella di Miss Bella di Marca 2013.
E continuiamo a conoscere le ragazze, la volta del numero 10. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Silvia, ho 21 anni. E anche per te, Silvia, la passerella di Miss Bella di Marca. E ci raggiunge qui nel proscenio la numero 11. Buonasera a te. Buonasera, sono Vittoria, sono da Feltre, ho 20 anni. Vittoria gioca in casa, un applauso perché è di Feltre. Oh, oh, I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, poppin', droppin', droppin' low. Never ever has a lady hit me on the first sight. This was something special, this was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, check. Anche la numero 11 va dietro le quinte, andiamo a conoscere la concorrente numero 12. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Diana, ho 22 anni e sono di Belluno. Anche per te la passerella di Miss Bella di Marca. There's so many ways to love you, baby I can break you down. There's so many ways to love you, got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally, you make me wanna say, oh, 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 oh my gosh. You make me wanna say. Ed è la volta della concorrente numero 13. Ciao. Ciao a tutti, sono Gilda, 19 anni, vengo da Valdobbiadene. A te, la passerella di Miss Bella di Marca 2013. Out of sight, fell in love with honey like my, oh my. Honey looking wonderful, fly, so fly. Honey like a supermodel, my, oh my. Baby, how you do that make a grown man cry? Oh, baby, you got it all. Sexy from my head to toe. Altre tre concorrenti da conoscere, la volta del numero 14. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Michela, ho 18 anni e vengo da Belluno. Anche per te la passerella di Miss Bella di Marca. E ci lascia così anche la numero 14, cedendo il passo alla numero 15. Ciao. Buonasera a tutti, sono Alexandra Draganic, ho 19 anni e vengo da Noventa di Piave. Per te la passerella di Miss Bella di Marca, lei è la sorella della nostra Alexa Draganic. They call me Red Light, stay so cool, I
out Chile. I done made that melee on my way to that Bentley. Used to have a piggy bank, but now I got that bigger bank. Who cares what the haters think? They hate on me cause I'm doing what they can. I stay on that hustle, I flex that mid-tone muscle. Hate to bust your bubble, I'm on that other level. I'ma take it high. E anche la numero 15 sfila via cedendo il passo, cedendo il testimone alla numero 16, ultima concorrente di questa serata. Ciao! Ciao! Buonasera a tutti, sono Erika Pasa, ho 20 anni e vengo da Fonzaso. A te la passerella di Miss Bella di Marca 2013. Second, minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. E così abbiamo conosciute tutte le 16 ragazze che rincorrono appunto questo sogno, quello di diventare Miss Bella di Marca 2013, un sogno veramente importante perché loro in questi pochi metri cercano di dare il loro meglio, solo una di loro potrà accedere alla finale mentre altre 6 ragazze potranno accedere alla semifinale il 15 settembre a Conegliano. Ogni volta che arriviamo in una nuova location chiediamo al pubblico di fare un grande applauso perché questo applauso viene registrato dalla televisione e poi lo mandiamo in onda in maniera integrale. Io direi che il nostro Paolo, il nostro tecnico, sta già puntando le telecamere sulla folla di Feltre. Al mio 3 l'applauso. 3! Ed eccolo qui l'applauso di Miss Bella di Marca 2013, l'applauso del pubblico per il pubblico. E poi faremo fare anche un applauso da parte delle modelle per il pubblico per vedere se anche loro devono essere motivate. Non è che soltanto il pubblico applaude e loro sfilano e basta. No, assolutamente, anche loro un po' di impegno ci deve essere. Adesso è arrivato il momento per me di presentare tutti gli sponsor locali che contribuiscono alla realizzazione di questa serata. Per farlo devo girare il foglio, quindi allontano il microfono dalla mia bocca. Non c'era bisogno perché davanti a me, scusatemi ma sono nuovo come presentatore e quindi queste gaffe le faccio, però sono gratis. Nel governo Monti, nel governo Berlusconi, nel governo Letta, tanto si paga tutto. Le mie gaffe sono gratis, quindi se mi date anche un sorriso, anche il vostro sorriso è gratis. Grazie mille, grazie anche alla giuria che mi spezza una lancia a favore, perché poi dietro le mie spalle ho il direttore artistico che è sempre incazzato. Poi c'è Egidio Barelle che è il patrono della manifestazione, che nel lontano 1999 gli è venuta l'idea di fare questa manifestazione, che mi cazza sempre, però insomma adesso sto recuperando, un po' alla volta si recupera. Torniamo a essere un po' seri, andiamo a presentare gli sponsor che contribuiscono a questa serata. Il negozio numero 2 di Via Garibaldi, negozio di abbigliamento a Feltre, che stasera ci darà un assaggio della sua collezione con una sfilata di moda. Molto bene. Un altro negozio, parliamo di Intima, negozio di biancheria intima moda mare, biancheria per la casa a Feltre e Belluno, presente stasera con una sfilata di moda mare e non solo. Anche perché io deduco, spero, mi auguro che le ragazze escono anche un po' svestite, no? Quindi insomma l'applauso è d'obbligo in questo caso. Continuiamo a presentare gli altri sponsor, c'è l'Io Factory Store, negozio di occhiali di tutti i tipi, presente anch'esso nella sfilata. Un bel paio di occhiali da sole, tutto sommato con queste luci non guastano. E ancora c'è negozio De Marco, negozio di calzature e abbigliamento per bambini a Feltre, presente questa sera sempre nella sfilata di moda. Chissà quanti di voi sono andati da De Marco a comprare appunto delle calzature, quindi facciamo un applauso, poi domani chiedete anche uno sconticino, sai, sono venuto da te, abbiamo il coupon del 5% sul prezzo della calzatura perché ero a Miss Bella di Marca, ve la giocate così che va sempre bene. Continuiamo ancora con Beatle, negozio di abbigliamento sportivo a Feltre. Ok.
E adesso chiedo un applauso, il più grande di tutti, perché le avete viste le ragazze, hanno sfilato, diciamo che Madre Natura ha fatto l'opera più importante, però dietro le quinte ci sono i truccatori, ma soprattutto gli acconciatori, coloro che si sono impegnati a pettinare queste ragazze. Quindi il grande applauso è per l'Air Team di Guido, negozio di acconciature sempre all'avanguardia a Feltre, che per l'occasione ha appunto preparato le nostre ragazze. Altro momento dedicato alla parola, dove devo esprimermi al meglio. È un concorso di bellezza, in ogni concorso ci vuole ovviamente una giuria, la giuria è dispiegata qui sotto i miei occhi, li potete vedere anche voi, ci sono 1, 2, 3 femmine, le femmine sono sempre in difetto in questo concorso, non si sa perché, mentre i maschi ce li dovevamo bloccare e dire no guarda me ne bastano 4, erano arrivati in 40. Li andiamo a presentare uno per uno, abbiamo D'Agostini Vanna, titolare del negozio L'Intima. Buonasera. Ed ancora Giacomo Pastori, BMW Motorsport. Buonasera, ci alziamo anche in piedi così ci vedono tutte quanti anche la televisione, va meglio a riprendere tutto. Grazie mille il nostro Giacomo. E ancora Andrea Gallonetto di Orve Pubblicità. Guardate qua che bel ragazzo, chapeau, sì, lui è un po' il commerciale, è quello che muove tutto quanto, insomma bisogna sempre stare all'occhio con questi ragazzi qua, io l'ho visto, quello lì ha la faccia da commerciale, sono sempre tutti uguali, abbronzatissimi, fighettini, hanno sempre la parola buona, in qualche modo insomma riescono a fartela passare. E andiamo ancora avanti a presentare una ex vincitrice di Bella di Marca, una fotomodello, una ragazza splendida, sono incantato da qua sopra, pensa se fossi lì vicino a te sarei veramente commosso. È la nostra Elisa da Canal, che pregherei di alzarti, ecco qui Madre Natura quando si esprime al meglio fa anche di queste cose, quando invece si esprime male fa come ha fatto con me. Va bene, no, non so se avete visto, le ragazze sfilano in ordine di altezza, quindi fino a che presento le prime 5-6 ancora me la riesco a giocare, poi quando comincio ad andare con la 7 la 8 divento sempre più piccolino e questa è una cosa che mi rende anche un po', se vogliamo, triste, ma rimane simpatica per il mio pubblico, cioè per voi. E ancora andiamo a presentare per la fascia Costa Crociere, abbiamo Lara Cassandro, eccola qui. Anche qui scopriremo che magari c'è una partnership tra Costa Crociere e Miss Bella di Marca, vedremo che cosa ci regalerà questa serata. Ricordatevi una cosa, Costa Crociere, ecco, quindi c'è sempre anche qua un po' un movimento economico particolare, ma che magari ha anche dei vantaggi. Chiudiamo presentando l'ultimo giurato, che è il nostro Francesco Guido, che è il titolare parrucchieri Air Team. Eccolo qua. Ne manca uno, è vero che non me l'avete segnato. Presentiamo l'ultimo ospite, io non ce l'ho in scaletta, però lo conosciamo direttamente dalla tua voce. Adriano Lio. Adriano Lio è quello degli occhiali, infatti occhiale particolare, aspetta che adesso qua devo fare un Fosbury. Grazie, ce l'ho fatta. Grazie. Ed andiamo avanti velocissimamente perché Orve Pubblicità e Promo Eventi, le due agenzie che sostengono questo concorso, ci regaleranno una Kermesse Canora. Andremo a conoscere la nostra Alessia Fornasier, la quale ci presenta la canzone dal titolo At Last di Etta James. Buonasera a te. Momento canoro della serata e qui ragazzi sentirete che voce.
spontaneo per la nostra Alessia Fornasier, pensate, solo 15 anni. Io direi di creare l'atmosfera, ed ecco che dietro le quinte si stanno preparando le nostre ragazze. Qualche istante e anche l'occhio vuole la sua parte. Dispiegate tutte insieme, tutte e 16, ed ora una passerella alla volta. Cominciamo con la nostra Jenny, la numero 1. Jenny ha 18 anni, è alta 1,66 m. When you spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. Ed è la volta di andare a conoscere Alessia. Alessia arriva da Montebelluna, ha 17 anni ed è alta 1,67 m. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the fire when you speak, cause if my heart can't stop it, I'll find a reason why me not go. Sfila via così anche la nostra Alessia. Adesso è la volta di Federica. Federica ha 22 anni, è alta 1,68 m e gestisce un negozio di abbigliamento. Gonna drown you out before I lose my mind. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring enough, is enough. I'm covering my ears. Elegantissima anche la nostra Federica, la quale cede il passo alla nostra Marilisa e può partire con la passerella. 21 anni, alta 1,68 m. Ed ora è la volta della numero 5 di Chiara. Chiara è una barista geometra, è alta 1,69 m ed ha 21 anni. Ed è la volta di Gabriela. Gabriela ha soli 16 anni, è alta 1,70 m ed è una studentessa presso un istituto tecnico geometri.
il numero 6, lasciando il passo alla numero 7, la volta di Erika. Erika ha 19 anni, alta 1,70 m ed è studentessa presso un liceo scientifico. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you. Con il numero 8 è la volta di Valentina Zandonà, studentessa operatrice del benessere, ha 18 anni ed è alta 1,70 m. L'applauso del pubblico a tempo! E mentre sfila via Valentina è la volta di Diletta. Diletta è alta 1,71 m, ha soli 17 anni ed è studentessa presso la ragioneria. Ed è pronta subito a sfilare con il numero 10, Silvia, arriva da Belluno, ha 22 anni ed è alta 1,72 m, la sua professione è commessa sociale. Elegantissima anche la nostra Silvia, la quale cede il passo a Vittoria. Vittoria arriva direttamente da Feltre, gioca in casa, ha 20 anni ed è alta 1,72 m, vestito blu di Prussia. Ed è la volta del numero 12, Diana Cioffa, arriva direttamente da Belluno, ha 22 anni, alta 1,73 m ed è un estetista. Mentre scivola dietro le quinte il numero 12 è la volta del numero 13, è la nostra Gilvia, ha 19 anni, arriva da Valdobbiadene, alta 1,73 m ed è una studentessa presso la ragioneria. Di sottofondo la musica di DJ Urban Trip. Altre tre concorrenti in gara è la volta
volta del numero 14 di Michela, arriva direttamente da Belluno, ha 19 anni, è alta 1,73 m, anche lei è una studentessa in ragioneria. You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try. Con il numero 15 è la volta di Alexandra Draganic, ha 20 anni, alta 1,75 m, abito azzurro, arriva direttamente da Noventa di Piave. Mentre sfila via il numero 15 è pronta in passerella già da parecchio tempo la nostra Elena, ha 20 anni ed è alta 1,77 m. Professione tecnico-amministrativo, ha frequentato il liceo economico per l'impresa. I'm so encaptured, got me wrapped up in your touch. Feel so enamored. E così si è conclusa anche questa passerella dedicata all'eleganza. Innanzitutto volevo un cenno da parte della giuria, se cominciano già a percepire, cominciare a prendere le distanze giuste, cominciare a intravedere una sorta di verdetto. La giuria veramente complicata questa sera, cioè proprio cagato zero, va benissimo, il presentatore non è veramente... però il pubblico l'applauso lo fa! Tra l'altro cresce sempre di più la gente ed è veramente bello, da qui sopra anche là in fondo, mi fate un saluto? Ciao mamma, sai quelle cose che si fanno in TV che sono imbarazzantissime? Va bene, noi le facciamo uguali, li fanno gli altri, perché non le dobbiamo fare anche noi? Continua però l'appuntamento dedicato all'eleganza. In questo momento sta per entrare un ospite di eccezione. Io lo avevo anticipato, siamo al terzo appuntamento di Miss Bella di Marca, abbiamo archiviato 2 appuntamenti, il primo a Cimavilla, il secondo a San Vendemiano, e pensate che questa sera abbiamo la vincitrice di Cimavilla, cioè colei che ha già di diritto accesso alla finalissima che si terrà il 21 settembre prossimo a Treviso. Qui con noi in passerella un ospite di eccezione, si chiama Sara Cappellaro, ha 26 anni, arriva direttamente da Noale e la vediamo veramente scivolare qui per noi, un po' di atmosfera. Ed eccola, la vincitrice della prima tappa Miss Bella di Marca 2013 per l'Artus Club, Sara Cappellaro. E la nostra Sara si accomoda qui, anche perché è proprio un bel vedere, perché c'è un altro appuntamento dedicato all'eleganza, è la volta di Miss Bella di Marca 2012, l'abbiamo già vista in passerella, è la nostra Alexa Draganic. Alexa Draganic ha 18 anni, è la Miss Bella di Marca 2012. Frequenta un liceo artistico, si definisce una creativa, il sogno nel cassetto è quello di diventare una modella, l'aspirazione è di diventare una bellissima mamma. Unico difetto, non è single. Ed eccole qui le nostre bellezze
di Miss Bella di Marca, la bionda e la mora. E che bionda e che mora. L'applauso di Feltre. We're up all night to get lucky. La quale, già l'ho detto, ha 15 anni, è giovanissima, una voce strepitosa, è la vincitrice del mini festival. Secondo me è anche l'eccellenza di questo concorso. Perché? Perché lei, oltre a essere molto molto bella, è anche molto molto brava a cantare. E siccome ha 15 anni, se non vado errando, correggimi cara Arnosti, si può partecipare al concorso se si hanno 16 anni compiuti o no? Sì, lei ne ha 15 e quindi, siccome non poteva partecipare al concorso di Miss Bella di Marca in qualità di bella ragazza, lei dice: io vado là e canto e faccio la differenza. Ed ora, ancora per voi, Alessia Fornasier. Alessia Fornasier con Sweet Dreams, e poi la avremo ancora in scena per una terza canzone. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Never had much faith in love.
but swimming in your world is something spiritual. I'm gonna get every time you spend the night. Cause the sex takes me to paradise. Yeah, the sex takes me to paradise. Ed eccole qui tutte dispiegate in costume da bagno. Ancora l'applauso da parte del pubblico. Ed andiamo a conoscere con il numero 1 la nostra Jenny, la quale ha per hobby fare danza e la farei sfilare presso la nostra passerella. Ricordate che il pubblico influenzerà la giuria a seconda degli applausi. Ed è in passerella con il numero 2, Alessia, la quale adora leggere, ma la sua aspirazione più grande è quella di fare la fotomodella. Continuiamo a fare sfilare queste ragazze, la volta del numero 3, la volta di Federica, la quale adora leggere, ascoltare musica, ma soprattutto tifare per il Milan. Il numero 4 è la volta di Marilisa, 21 anni, adora fare shopping con la mia migliore amica Alessia. Il sogno di Marilisa è diventare una famosa graphic designer e, perché no, anche una fotomodella. It's just a game. We're rocking body to body. Let's go insane. I hit the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night. So tight. E mentre la numero 4 scivola dietro le quinte, già pronta con il numero 5 Chiara, la quale è una barista, adora andare in montagna, ma il suo sogno è quella di diventare una redattrice di interni. So live it up, go. And we ain't stopping till we're done. Live it up. So live it up, go, 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 go. Make love, don't fight. Let's fuck tonight. Ed è la volta del numero 6 di Gabriela, la quale adora danzare, ma da grande vorrebbe diventare una designer ed arredatrice. I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide. Scivola via così il numero 6, cede il passo a Erika, la quale ha 19 anni, adora suonare il pianoforte, fare fotografie e fare la bagnina. Cristina Aguilera. Oye mamita, Il suo sogno nel cassetto è quello di avere successo nella vita. Con il numero 8 è la volta di Valentina, la quale adora leggere, ascoltare musica e fare fotografie.
Baby, we can parlay, oh baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Rita and Grace, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. Il sogno nel cassetto di Valentina è quello di diventare un'indossatrice e o una fotomodella. I just wanna feel this moment. Con il numero 9 abbiamo Diletta, la quale adora leggere ed andare in moto. Il suo sogno nel cassetto è quello di lavorare in banca. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets was schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still. Con il numero 10 abbiamo Silvia, lei adora ballare ed ascoltare musica, ma il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una fotomodella. E vi ricordiamo che tutta la serata viene ripresa dalle telecamere di Televeneto, canale 620 del digitale terrestre. Mercoledì prossimo a partire dalle ore 20 potrete rivedere tutta questa serata. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby. E mentre ci lascia Silvia è già pronta Vittoria, la quale adora leggere, fare sport, ballare, ascoltare musica, ma ovviamente il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una modella. Con il numero 12 è la volta di Diana, la quale adora leggere, ma il suo sogno nel cassetto è quello di lavorare presso le emittenti televisive. You wanna hug me? What rhymes with hug me? Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker, and that's why I'm gonna make you good girl. I know you want it. I know you want it. Con il numero 13 abbiamo Gilvia, la quale adora ballare, leggere e uscire con gli amici. Per quanto invece riguarda le aspirazioni nel cassetto è quello di continuare a fare concorsi perché le piacciono un sacco e un giorno poter entrare anche lei nel mondo della moda. One thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu, yeah, I had a big machine bad easy. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your past too. Swag on him when you drag cash. Con il numero 14, costume verde, abbiamo Michele, la quale adora ballare la zumba, ma quello che sogna è di diventare una pediatra. Come on, let's go. It's a brand new song. First time on the radio. KXP. One time. Now, return to the Mac. Get them what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up, but I bet instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. First shot, pin strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Ed andiamo a conoscere la numero 15, Alexandra, la quale le piace un sacco dipingere, disegnare e ballare. Il sogno nel cassetto è quello di poter diventare un architetto. Everything I record to it, and yeah, but that stage light going shine on down.
Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, I'm my INDEPENDENT. Hustling, chasing dreams since I was 14. With a Ford track, bustin'. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here and they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. E siamo così arrivati alla ultima concorrente di serata con il numero 16, Erika, la quale adora uscire con le amiche, ma quello che sogna è diventare un importante manager. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up. Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. Le abbiamo conosciute queste 16 ragazze, lo abbiamo già detto, rincorrono un sogno, quello di diventare Miss Bella di Marca 2013. La giuria è già al lavoro per capire, per decretare chi potrà accedere alla finalissima e come distribuire il resto delle fasce. È altrettanto vero che ora abbiamo ancora un appuntamento in costume da bagno con due fanciulle, le abbiamo conosciute, andiamo in ordine cronologico. La prima ad uscire è la bellissima Sara Cappellaro, Miss Cimavilla Artus Club, prima finalista, anche lei in costume da bagno. You took my heart and you held it in your mouth. With a word, all my love came rushing up. Every whisper, it's the worst. E io vi chiedo un grande applauso perché Sara Cappellaro, oltre ad essere bellissima, è anche una bellissima mamma! Ed io vorrei averla una mamma così, mi piace anche la mia, però insomma avere Sara Cappellaro come mamma, la voglia. Ed ancora altra uscita, sempre in costume da bagno, l'abbiamo vista, lei è Mora, una bellissima bionda, Alexa Draganic. Grande sorriso, guardate, è la solarità fatta persona. E cresce la musica. It isn't easy for me to let it go. Ed eccole qui insieme. Prima di farle sfilare volevo scambiare, no, adesso interrompo, cambio un po' la regia, mi metto in mezzo per fare capire quanto sono alte loro oppure quanto sono basso io, ma non importa, non è questo il problema. Il fatto è che il 15 settembre scorso entrambe queste fanciulle erano presenti nello stesso palco di Treviso in Piazza dei Signori. Ovviamente c'è stata la vincitrice che è diventata Alexa Draganic e colei che ha perso che è stata, se vogliamo, Sara Cappellaro. Sara Cappellaro ovviamente sta ancora rincorrendo quel sogno di poter attingere a questa corona marchiata in oro, gioielli, 70 ore di lavorazione in argento, peso 250 grammi, in argento traforato, in mezzo c'è un topazio. Lei vorrebbe veramente vincere questa corona perché insomma era presente dappertutto. L'anno scorso ha vinto ad Asolo, quest'anno ha vinto la prima tappa di San Vendemiano di Cimavilla, scusami, mi corregge, via. Io mi sono fatto una fantasia, no? Una è mora, l'altra è bionda. Lei sicuramente sarà un po' incazzata perché, insomma, lei c'ha la corona. Se qui potessimo avere, che ne so, un po' di fango, una sorta di ring e vederle litigare insieme, non sarebbe bellissimo, sì o no? E io lascio di nuovo la passerella a queste splendide ragazze, Miss Bella di Marca 2012 e Sara Cappellaro.
si ritorna in passerella. Vedremo ancora le nostre ragazze di Miss Belle di Marca, questa volta uscire con gli abbigliamenti targati, se vogliamo, feltre. Avremo una sfilata di moda con il negozio numero 2 di via Garibaldi e il negozio di De Marco Calzature. Io vado a leggere alcune note di questi due negozi. De Marco Calzature, uomo-donna, bambino e abbigliamento bimbi, è un punto di riferimento per un pubblico giovane, sempre attento al prezzo e allo stile, con ampia scelta di articoli delle migliori marche. Ci trovate anche su Facebook e sul nostro sito internet www.demarcocalzature.it. Applauso, lo dobbiamo fare, se no le ragazze non sfilano. Ed andiamo avanti invece a conoscere il negozio numero 2. Al numero 2 di via Garibaldi trovate qualcosa in più che solo con l'amore per quello che si fa si riesce ad esprimere in un sorriso ed un consiglio sincero e professionale. Tutto ciò fanno di questo negozio una piccola perla del Feltrino. Ecco a voi il numero 2, anche con un assaggio dell'inverno. Ma adesso approfittate dei saldi estivi. E facciamo così entrare le ragazze ricreando un po' di atmosfera.
Farei crescere ora un po' di atmosfera musicale, una piccola atmosfera musicale che rimanda all'estate, a ciò che è gioviale. Lo avevo annunciato, si parlerà di Costa Crociere, uno dei main sponsor di Miss Bella di Marca, e ci raggiunge qui sul palco una delle responsabili di Costa Crociere, la nostra Lara Cassandro. Buonasera! Buonasera a te Lara, bellissima questo intro musicale. Io ti lascio questo splendido pubblico al quale puoi raccontare di questa partnership tra Miss Bella di Marca e Costa Crociere. Buonasera amici di Feltre! Buonasera amici di Feltre! Già, meglio dai. Ma io scommetto che se vi dico dove vi portiamo l'applauso aumenta. Amici, quest'anno in collaborazione con Bella di Marca, Lival Vacanze e Costa Crociere, a bordo dell'ammiraglia splendida Costa Magica, anzi Costa Classica, saremo in crociera dal 19 al 26 ottobre tra le perle del Mediterraneo e dell'Adriatico, alla scoperta dei fiordi più belli in assoluto di tutto l'Adriatico, di tutta la costa della Grecia e della Croazia, il golfo di Cattaro e ancora Cefalonia, Dubrovnik. Partiremo dal porto di Trieste con la possibilità anche, con questo itinerario che Costa Classica ci offre, di toccare la località di Medjugorje, una tappa molto conosciuta soprattutto negli ultimi anni, soprattutto a livello spirituale. E quindi in questi 8 giorni, dal 19 al 26 di ottobre, avremo anche la possibilità appunto di toccare anche questa meta. Come fare ad avere maggiori informazioni? Lì davanti, di fronte al palco, c'è la nostra location, lì troverete tutti i volantini e tutte le informazioni necessarie. Non aspettate ad iscrivervi perché sono gli ultimi posti disponibili per godervi questi 8 giorni a bordo di Costa Classica in compagnia degli amici di Bella di Marca.
e quindi a bordo sarà possibile assistere a delle magiche sfilate di bellissime ragazze in uno dei palchi più ambiti, il palco di una crociera costa. Per le signore, per la gioia delle mamme e delle zie che accompagnano le loro bambine si fa per dire, ormai crescono e vanno, sarà possibile anche partecipare a corsi di cucina, corsi di trucco, corsi di cucito, qualcosa di diverso che abbiamo inserito appositamente per voi. E per i signori, beh, che dire, i signori se la spassano con una crociera così, 8 giorni insieme a queste bellissime ragazze che faranno delle sfilate a bordo. Insomma, che dire, sì, una cosa da dire ci sarebbe, il prezzo. Ve lo dico piano perché se no non ci credete. 370 euro. 8 giorni a bordo di Costa Classica. Partenza da Trieste, la scoperta dei più bei porti di tutto il mare Adriatico, signori, a 370 euro. E allora cosa aspettate? Mi raccomando, chiamate, prendete informazioni a piè palco, avete tutti i riferimenti, numeri di telefono. Live Vacanze, Costa Crociere, vi aspettano a bordo, ciao! Ritorniamo, c'è ancora un momento dedicato alla passerella, abbiamo due negozi che sfileranno grazie alle nostre modelle, abbiamo Intima più Lio Factory Store. Per quanto riguarda l'Intima di D'Agostino Ivanna, è un negozio storico nel centro di Feltre, specializzato nella vendita di biancheria intima e moda mare, quindi insomma vedremo ancora una volta le nostre ragazze un po' spogliate. L'Intima a Feltre rappresenta un riferimento per donne che fanno della femminilità un elemento di distinzione, proponendo capi di biancheria e moda mare dagli alti contenuti di qualità, stile e soprattutto seduzione. E anche la parola seduzione certo ci seduce. Tra i marchi trattati troviamo Twin Set di Simona Barbieri, ancora Pin Up Stars, La Perla, Goa Goa, Paladini e ancora Hanky Panky. Per quanto riguarda invece il secondo negozio dedicato all'occhiale abbiamo Lio Factory Store con due negozi, uno a Pederobba mentre l'altro si trova a Feltre, propone la nuova collezione Io con occhiali ed accessori di design prodotti direttamente nell'azienda Lio Factory in Bass, occhiali a chilometro zero di qualità assolutamente originali. E ancora in passerella le nostre 16 modelle di Miss Bella di Marca 2013.
sognerei, ma come potrei? Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Quando vuoi, dicendo dalle vecchie un po', ma si fa così. Da adesso sento che solo tu, non farmi cadi tu. Adesso corri, c'è qualcosa da dire. Vuoi forse dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Sei tu contatto. No, io non ti voglio qui, ma non posso perderti. E non mi chiedere di smettere di urlare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Cosa sei per me, baby? Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Non è così che devi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Cosa tu puoi desiderare? Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. L'amore prendita. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Dimmi che cosa ne vuoi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Non vedi? Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Dimmi che cosa ne vuoi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Grazie. Dimmi come! Interpretata, cantata da Alessia Fornasier, giovanissima, solo 15 anni, la vincitrice del mini festival Voce Nuove. Grazie ancora per essere stata qui in nostra compagnia. Ed ancora un altro momento dedicato alla moda, ancora le nostre 16 ragazze in passerella, questa volta vestiranno le magliette colorate di Hanky Panky. Well, tonight we could be more than friends. Well, tonight we should be more than friends. We're in the corner of the crowded room. I want your lips, your body, boy. How soon if you like what we're doing? Why don't we give in for the night? This might just be the night of you. Ed eccole qui le nostre 16 concorrenti, indossano le magliette Hanky Panky, ancora gli occhiali del negozio qui locale. Ovviamente le vedete sorridenti perché questa è per circostanza, però dietro c'è un po' di paura. La paura c'è perché solo una di loro potrà approdare a quella che è la finale a Treviso, mentre solo altre 6 potranno approdare alla semifinale di Conegliano. Per noi ancora una passerella e poi le ragazze si vanno a preparare per ascoltare il decreto della giuria. A voi!
and now we could be more than friends. Ain't looking for someone to call my own, but with your boy we're in the danger zone. And if you like what we doing, why don't we give in for the night? So here we are, I just dream of you and all the things that I'm about to do to you. And if you like what we're doing, why don't we give in for the night? Well, tonight. Io direi che è arrivato il momento di chiamare tutte le ragazze qui sul palco, un po' di atmosfera musicale, c'è ovviamente fibrillazione, è il momento quello più difficile, il momento che decreterà la vincitrice di serata, l'unica ragazza che potrà accedere alla finale. E c'è ovviamente tensione, intensità negli sguardi delle nostre ragazze, un po' di paura. Solo una accederà alla finale. Ad oggi a Cimavilla ha vinto una mora, a San Vendemiano ha vinto un'altra mora. Non è mai passata direttamente una bionda in finale. Vedremo se questo terzo appuntamento permetterà tutto ciò. Eccole qui dispiegate, le 16 ragazze. Ovviamente qui abbiamo tutte le premiate. Prima di premiarle ringraziamo tutto lo staff che ha lavorato dietro le quinte, all'amministrazione comunale che ha permesso di essere presenti qui stasera, agli sponsor che già li ho ringraziati parecchio, tutto sommato, quindi insomma ringraziamo anche loro. Io ringrazio tutto questo pubblico che è ancora qui presente. Adesso c'è il momento più intenso, quello di andare a capire chi saranno le ragazze che potranno accedere alla semifinale. Io andrò a chiamare esattamente 6 fasce. A premiare con la fascia, sono 6 più 1, benissimo. A premiare con la fascia Miss Promo Eventi ci penserà il nostro Andrea Gallonetto, che ci raggiunge qui in proscenio. Eccolo qua il nostro Andrea, con il numero 13, Mondini Gilvia. Hey baby. E lei si garantisce così l'accesso alla semifinale a Conegliano il 15 settembre 21. Sfilata per Gilvia, un applauso. È brava la nostra Gilvia, ci piace, ci piace. Il sound che cresce. Passiamo alla seconda fascia di serata. Questa volta a premiare è uno degli sponsor. Abbiamo qui sul palco Lio Adriano che ci raggiunge. Premierà con la fascia Miss Composite Magazine 8 Zandola Valentina. Ed è in passerella per noi la nostra Valentina, che acquista così la fascia Miss Composite Magazine e anche lei accede di diritto alla semifinale a Conegliano. A premiare questa volta sarà Elisa da Canal, che entra qui eccola qua l'Elisa, guarda che roba anche l'Elisa, mica male, mica male. Elisa, io volevo sapere innanzitutto da te cosa ne pensi della serata, com'è andata, visto che anche tu hai fatto la modella, le ragazze qui dispiegate, se sono carine o non so, dimmi te. Beh, intanto questa sera c'erano davvero delle bellissime ragazze, è stata dura, è stata tosta e direi che c'è stata tantissima gente, quindi una serata ideale, perfetta. Benissimo, e quindi Feltre si guadagna un voto positivo. La nostra Elisa va a premiare con la fascia Miss Quest Parrucchieri la numero 3 Federica
fasce da consegnare. Ci raggiunge qui sul proscenio Giacomo Pastori. Giacomo Pastori, eccolo qui con noi, andrà a premiare con la fascia Miss Motorsport. La fascia ce l'ha già in mano perché ad avere la meglio è con il numero 6 Gabriela Iacomi. Miss Fotogenica Motorsport accede di diritto alla semifinale il 14 settembre a Conegliano. E continuiamo a distribuire fasce, siamo arrivati alla terzultima fascia, ci stiamo veramente avvicinando a quella che è la vincitrice assoluta. Questa volta a premiare sarà Lara Cassandro per Miss Gambissima Costa Crociere con il numero 10 Silvia Bogo. Having a good time out there. Don't stop the party. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. I'm running through the world like a running back. Scarface world's my running back. Passerella per noi Silvia Bogo, Miss Gambissima Costa Crociere, anche lei accede di diritto alla semifinale a Conegliano. Miss Elegante in oro gioielli. Il nostro Guido va a premiare il numero 14 Sovilla Michela. You let me in. You told me to come back again. You into me, I'm into you. That's all that matters, girl, is beautiful. You so sweet like candy, you so sweet like candy. What we got, so sweet like candy. With no label on it, with no label on it. What we got, let's make it up as we go. Don't stop the party, it's just getting started. E la paura ovviamente cresce sempre di più negli occhi di queste ragazze, perché veramente siamo arrivati al nome principe della serata. A vincere la serata questa sera è il numero 11 Vittoria! Ed eccola qui, colei che accederà di diritto alla finalissima il 21 settembre in Piazza dei Signori a Treviso, la nostra Vittoria! Ecco Vittoria, non mi scappare, tu sei di quelle che non piangono, vero? Intanto siete tantissimi, ringrazio tutti, in particolare i giudici e le ragazze che sono state simpaticissime, tutte. E... Come sono emozionata! Sì, sono emozionata. Molto bene, un altro grande applauso per Vittoria. Si conclude così anche questa bella serata di Miss Bella di Marca. Ovviamente si conclude con l'ultima passerella delle nostre ragazze e nel frattempo io vado a fare tutti i ringraziamenti di turno. Un po' di musica, un po' di atmosfera. Il ringraziamento più grande va sicuramente al direttore artistico di serata, Miranda Arnosti, al nostro Egidio Barella, patron di questo evento, a tutte le 16 ragazze che hanno concorso questa serata, dedicando un po' di magia e atmosfera qui a Feltre, a tutti gli sponsor. E vi ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte, ci potete seguire sul sito www.belladimarca.it piuttosto che sulla nostra pagina Facebook.